Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Ragazzi, siamo sull'Xbox 360. Non siamo sul PC, incredibile. Il Comendone PCista è su console. Allora ragazzi, siamo su Call of Duty Black Ops 2. Ragazzi, io non sono un appassionato di Black Ops, insomma non sono un appassionato di Call of Duty, però questo è l'unico gioco disponibile, sono riuscito a trovare questo gioco qua. E quindi per provare l'Avermedia Live Gamer Portable, questo è l'unico gioco disponibile per il momento. Questa prova chiaramente per GTA di settembre e per altri giochi per console. Se vogliamo volevo prendere Motorsport, anche WWE, vediamo, perché comunque la PlayStation 4 insomma la prenderò ma più avanti, sinceramente. Pensavo a dicembre, invece forse la prenderò più avanti. Quindi niente ragazzi, sono una pippa obesa a questo gioco che insomma ho giocato pochissimo, cioè praticamente a livello 1 non ho mai giocato, ho giocato solo su PC al Black Ops 1. Quindi ragazzi, l'obiettivo di questo gameplay è provare il game capture. Ho bisogno di consigli sulla grafica, sulle robe, per capire se tutto è perfetto per GTA, che quello ragazzi è un gioco incredibile. E niente, trova una partita. Nucleo, deathmatch a squadre. Vediamo ragazzi cosa combina il Comenda. Mamma mia il Comendone. Il Comendone è una super pippa, ecco, Knockdown 2025. Parapapapa, sono una pippa Call of Duty. Allora, Deathmatch a squadre. aspetta, no, opzioni. Avete il comando operativo. L'audio. Abbassiamo perché sennò non capisco un cazzo. Adesso mi ammazzano sicuramente. E si gode subito. Dai che godiamo già. Vai. Andiamo a dominare. Andiamo a dominare. Mamma mia. Quanto mi manca già il mio PC, ragazzi. Ecco. Vedo che la differenza grafica tra le console e il PC è mostruosa. Cioè, io sono anche di parte, per carità, lo ammetto, però il PC domina, secondo me. Mamma mia, attenzione, devo fare almeno una kill. L'obiettivo di giornata è almeno una kill. Vai di kill. E si va di kill e si gode. E si gode. E vai Comendone, mamma mia. Il Comendone su Black Ops è un avvenimento, ragazzi, 2 kill, ragazzi. Che cazzo fai? No, per il Comendone 2 kill consecutive è una beffa, ragazzi. È una beffa comendiana. Mamma mia che pippa che sono a Call of Duty. Sono una pippa di proporzioni obese. Ciao ragazzi. Allora, vediamo un po'. Dov'è la festa? Questo è mio, questo è mio. Sì, mamma mia. Sono uno scandalo. Sono uno scandalo. Ragazzi, stiamo provando il game capture. Ricordo a tutti che non sono diventato un Call of Dutyano. Ma devo provare assolutamente il game capture. Attenzione! No! L'ho ucciso io! Signori, è stata un'azione da manuale. È mia l'ultima uccisione. No, fiore. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Il Comendone pazzo. Ma dove cazzo ho mirato poi? Il culo, mamma mia. Oh, che scandalo di uomo che sono. Bella, e sono già ultimo. Beh, rapporto 1, Rispetto per il Comendone. Facciamo un'altra partita perché qua dobbiamo provare. Dobbiamo provare sto game capture. Aspetta, disattiviamo le voci che magari. Ecco. Buono, la prossima andiamo a Slums, cazzo siamo, perfetto. E così, comunque sto Avermedia è veramente una chicca, ragazzi, bellissimo, preso su Amazon, 168 euro, veramente una goduria, ragazzi. Non vedo l'ora per GTA, perché ragazzi veramente è un gioco mostruoso. Quando ho detto su MotoGP che insomma sono dubbioso sulle capacità della Play 3 dell'Xbox 360, perché ho una grafica talmente bella che, soprattutto perché è un gioco così vasto, mi sembra impossibile su queste console, sinceramente. Però insomma speriamo bene, ragazzi. Mi ricordo la GTA 4 che era una griglia umana, era un anti-aliasing obeso, Dio santo, cioè anti-aliasing meno 50.
Quindi è per quello che poi sono passato anche al PC, perché poi vabbè, ho visto Crysis 1 e ciao, insomma. Sotto il mio amico, ragazzi, ho visto Crysis 1, ho detto no, qua bisogna andare sul PC, cioè... Sono quelle cose incredibili della vita che non puoi non fare. Ancora Necktown, ma no, allora c'è... Vabbè, non ho parole. Mi dispiace, ragazzi. Sta mappa di merda, va bene. Tat, tat, tat. Vai. Con le armi. In azione. Allora, oh. Ando cazzo, sto andando. Attenzione. No! Basta... cosa ho fatto? Cosa fa il comandone, l'uomo più pipposo di Call of Duty? Non ci credo. Sì, vabbè, ma come cazzo fa sta gente? Che sparo, che fenomeni, figli. Per carità, io sono una pipa, però... Ho fatto un assist, ragazzi. Assist comandiano. Dai. UAV in arrivo. Ma dove cazzo... No, ma che lento che sono, figli. Ragazzi, un po' di pietà, chiaramente sono una pippa obesa sto gioco, cioè... Ma che cazzo? Ma no, non ho le bombe, sono abituato con la versione PC. Merda. Ciao amore. Mamma mia che comandone, mamma mia che comenda. E vabbè. Addio mia, un'uccisione, una merda proprio. L'unica cosa di bello è che la console è che non laga mai praticamente. Però è molto meglio col mouse, secondo me. Cioè, col mouse sono meno una pippa, forse. Occhio, questo è mio. No, questo non è mio perché è il mio compagno. Ma, devo stare tranquillo. Questa è una partita un po' critica, ragazzi. Partita critica del comandone. Un po' come tutte, ragazzi. Meno male che è solo una prova questa. Perché sicuramente non è Black Ops il mio gioco di punta sul canale. Occhio che qua è pieno di gente, eh. No! Coglionazzo, bravo! Mamma mia che rischio comandiano. Ma io ricarico sempre il momento sbagliato. Ho sempre sto Olli 47. Che campioni, Olli e Benji, campionissimi. Vai. Concentration. Ragazzi, questo è un tutorial su come perdere a Call of Duty. Su come fare figure di merda, ragazzi. Questo è il modo giusto. Madonna, mi ha tirato... Ho sempre Olli, madonna. Come siamo messi? Beh, non sono neanche l'ultimo della mia squadra, ragazzi. Pensa che squadra di merda. Mamma mia. Vai di tutorial Call of Dutyano, vai di tutorial. Per dominare la scena. Occhio. No, bombone. Sì, vabbè, però anch'io sono un deficiente. Dio santo. Mamma. Che pippa, raga. Che pippone. Merda. Questo è mio, questo è mio, questo è mio. Sì, Beh, è rapporto 0,73. Ecco, siamo tornati su valori più cumendiani. UAV nemico sopra di noi. Vai, Kume. Occhio, mamma mia. E questo? Ciao, amore. Non me l'hai neanche visto, che culo. Ma no, ma non sei morto. Ma no, ma no, ma no. Ma no, che fail cumendiano. Sì, una granata nel pacco, altro che granata adesiva. Niente, Olli è un fenomeno, infatti ha un... Vabbè, 11-9. No, sono io che sono una pipa comenda, dai, per cortesia. Ah, Dio mio. Speriamo che il video sia decente a livello di grafica, speriamo almeno quello. Ciao. Niente, no, sì, però questi sono camperoni di merda, almeno io le bale, io... L'ho scoperto, fioi, voi siete delle merde. Elicottero stealth nemico in arrivo. 4-14, fioi, che sparo, che prestazione. Occhio, allora, vediamo se vediamo qualcuno. Ma come cazzo ha fatto? Ma perché? Ecco, riconnetto il controller. No, ma dai, la mina di merda. Ragazzi, sì, va bene, ciao ragazzi. Dai, comanda calma. Calma che puoi recuperare. Lo scontro. Niente da fare. Basta, camperò anch'io. Ho deciso, si campera. Adesso camperiamo anche noi. Vai di camper obeso.
Non posso fare queste figure. Niente, sono troppo scarso, ragazzi. Chiedo perdono, ma sono proprio scarso a Call of Duty. Infatti non ho mai giocato. Questo è solo un video prova, ragazzi. Ricordo sempre. Che bello, chi cazzo mi ha ammazzato? Come cazzo fa sta gente, mamma mia. Almeno uno. Va bene, bella. Buono ragazzi, ecco, finiamo qua sto video perché è veramente qualcosa di vergognoso. Sì, abbiamo toccato il fondo, veramente. Mamma mia, scusate ragazzi per questo gameplay inutile. Però questo è un gameplay prova di Harvard Media Live Gamer Portable. Io lo ricordo sempre ragazzi, spero di non ricevere troppi insulti, fioi. 5-19, vai! Che pippa obesa ragazzi. Però volevo farvi vedere una cosa, l'unica cosa bella di questo video ragazzi. Aspetta un attimo, andiamo via, abbandona la lobby, abbandona tutto, ciao ragazzi. Comunque qualche partita me la sparo a Call of Duty da solo chiaramente, perché non posso giocare, cioè non posso fare video su sto gioco perché cioè, sugli altri giochi sono una mezza pipa, su questo sono una super pipa. Eccolo, solo per vedere una cosa, raga, eccolo qua, il Kumendone in tutto il suo splendore, eccolo qua il Kumendone in giacchetta, anzi qua in smoking blu, e si gode. Buono raga, dopo questo video inutile, niente, speriamo insomma che sto Avermedia sia un buon prodotto, non vedo l'ora di giocare a GTA ragazzi, perché là sì che voglio fare 5000 gameplay e vaneggiare alla grande. Raga, un saluto dal Kumendone, per oggi con Solaro Veneziano. Ciao!